Step one, you say we need to talk. He walks, you say. Salone Nautico Internazionale di Venezia, entriamo in un argomento estremamente delicato ma molto interessante, che è quello della sicurezza nautica, con la RT, un'azienda che dal 1997 produce componentistica per la sicurezza nautica. Tiziano Trinca, titolare di questa azienda, quali sono effettivamente i prodotti che necessariamente devono essere presenti per la sicurezza nautica? Allora, noi produciamo 2000 articoli diversi che vanno dal mondo verticale alla nautica. In questo salone ci presentiamo come accessoristica per la sicurezza nautica, che non sono gli autogonfiabili, perché ci sono altre 10.000 aziende che lo producono, ma sono tutto ciò che prevede la caduta in mare o la caduta dalla testa d'albero sulle barche a vela. Per cui noi in questo salone presentiamo la nuova imbragatura che serve per la testa d'albero ed eventualmente per essere recuperati con l'elicottero tramite questo aggancio. Praticamente il nostro operatore che arriva con l'elicottero si attacca qua con il moschettone e porta via direttamente l'assistito. Oppure la nuova imbragatura Upboard Top, che praticamente è questa, che serve a prevenire la caduta in acqua dal ponte della barca a vela. La presentiamo nella versione con il cordone ombelicale a molla, oppure con il cordone ombelicale diritto ma costruito con una fibra tessile di alta qualità chiamata Dyneema. Due differenze di spessore, no? Può far pensare che questa fettuccia non abbia il carico. In realtà questa fettuccia porta un carico di oltre 2000 kg. Chi è che si rivolge alla RT? Allora, il nostro target è molto alto, nel senso che i nostri prodotti non sono certo economici. Perché? Perché primo sono fatti in Italia, secondo hanno una qualità molto superiore rispetto agli altri. Chi si rivolge all'RT? Si rivolge l'utente finale tramite il negoziante o il distributore o l'importatore, oppure in certi casi noi produciamo per aziende estere direttamente con il loro marchio, per cui noi esportiamo negli Stati Uniti, Germania, Austria, Francia e laddove servono praticamente queste attrezzature. Progetti futuri: ci sarà un nuovo moschettone, questi sono nuovissimi perché li abbiamo appena presentati, però arriverà un nuovo moschettone che sarà ancora più leggero di questi e sarà ancora più sicuro di questi e semplice da aprire e chiudere. Noi stiamo puntando sul fatto di avere un prodotto che comunque duri nel tempo, cioè che abbia una vita media almeno di 5-10 anni. www.rt.org è il nostro sito dove potete trovare tutto, e non solo per la nautica ma anche per la verticalità.